Un nuovo modo per acquistare i biglietti per il regionale Verona-Venezia. In Veneto approda Tap & Tap, il nuovo sistema di vendita diretta di Trenitalia. Da oggi in via sperimentale si potrà prendere il treno pagando direttamente in stazione in modalità contactless, passando la propria carta di credito sulle apposite obliteratrici adiacenti i binari. In questo modo, con un tap in entrata e uno in uscita, il sistema potrà calcolare l'effettiva distanza percorsa e applicare la corretta tariffa. Un passo in avanti per la mobilità veneta ad imitare le eccellenze del Giappone. Non è necessario registrarsi, però con la registrazione intanto si possono vedere i pagamenti effettuati, un po' come quando abbiamo la lista dei movimenti in banca, poi registrandosi si registrano tutti i passaggi fatti e come dicevamo prima se si effettuano 6 viaggi sulla stessa tratta scatta l'abbonamento settimanale, se si fanno oltre 20 viaggi scatta quello mensile. Noi siamo un sistema aperto, quindi è un sistema un po' diverso rispetto alle altre realtà europee, per cui la complessità oggettiva è proprio tracciare qual è lo spostamento. Quindi ci siamo ispirati ma abbiamo un sistema diverso. Resterà la moneta ovviamente, ma una grande innovazione, intelligenza artificiale che in maniera molto intelligente troverà la miglior soluzione per far pagare di meno i cittadini. Se non hai l'abbonamento a un certo punto ti dirà ti mando in abbonamento perché così risparmi. L'intelligenza artificiale applicata in questa maniera è sicuramente stile Giappone e dopodiché per la puntualità dei nostri treni ricordo che oggi abbiamo il parco macchine treni, sono 165 treni più giovani d'Italia, sotto i 5 anni di media di età, li vedete alle mie spalle, 78 nuovi treni, abbiamo investito 621 milioni di euro e poi puntuali, quasi il 99% arriva puntualmente. Non mancano però le incertezze. In caso di mancato passaggio della carta nella stazione di arrivo si ha tempo fino alla mezzanotte per effettuare il tap out. Per il rimborso invece non ci sono variazioni rispetto al sistema attuale. Sicuramente adesso vedremo la sperimentazione, è stata fatta in questi mesi, le criticità sono emerse, immagino che con i pendolari liberi di poterlo utilizzare ne emergeranno delle altre, ma insomma con Trenitalia troveremo le soluzioni.